Amici, amanti del futsal, buonasera, benvenuti a questa prima semifinale di Coppa Veneto di Serie D dalla Belbotè Arena di Tombolo. In questa prima semifinale si affrontano Rovigo Calcio a 5 e Montello Futsal. Vediamo le bellissime immagini di Andrea Di Giambattista e di Futsal Veneto TV, partita che potete seguire appunto sul canale YouTube Futsal Veneto TV. Vediamo la formazione in bianco, quella di Rovigo, mentre la squadra del Montello è vestita di verde, pantaloncini neri. Arbitreranno l'incontro i signori Davide Trevellin e Almedin Rizvanowski, entrambi di Castelfranco Veneto. Saluto delle squadre con il pugno o il 5 e tra poco si inizia questa Final Four di Coppa Veneto. Più tardi, alle ore 21:30, si affronteranno per la seconda semifinale Baita Saviabona e Arzignano in un derby tutto vicentino. Preliminari per pre-gara, 30 minuti non effettivi di tempo. Ricordiamo che in caso di parità nelle gare di semifinale si andrà direttamente ai tiri di rigore, così come previsto dal regolamento vigente. Viene spostata la Coppa Veneto, traguardo ambito dalle 4 formazioni in campo. Ora un minuto di raccoglimento a ricordare Mattia Giani, scomparso domenica sul campo. Il doveroso ricordo a Mattia Giani, così come accadrà in tutte le gare di questo weekend in tutti i campi di calcio a 5 e calcio a 11. Produzione, dicevamo, di Futsal Veneto TV, e vi invitiamo ad iscrivervi in questa pagina YouTube dove potrete seguire le gare più importanti del grande Futsal Veneto. Ci sono già gare registrate, gare molto importanti come le 2 che abbiamo visto in precedenza, le semifinali della Final Four Under 17 che domani vedranno in campo Fenice Venezia Mestre e Marca Futsal per la finalissima. Ora invece la Coppa Veneto di Serie D, la partita è iniziata in questo momento con la formazione del trevigiana del Montello che manovra la sfera. Diamo lettura alle formazioni delle squadre mentre seguiamo questa prima conclusione che termina sul fondo. Rovigo Calcio a 5, numero 1 Mirko Pasello, numero 2 Eros Guaraldo, numero 3 Alessandro Loato, numero 4 Aymen Sherrud, numero 5 Mattia Ayrton Mariotto, numero 6 Fabio Di Mauro, col numero 9 Fabio Di Mauro, col numero 10 Raffaele Garofalo, col numero 11 Fabio Denni, con il numero 12 Francesco Di Mauro, col 14 Ezequiel Morello, con il 15 Gianluca Vertullo, con il 17 Nicola Chinaglia. Mister e signor Mauro Gonzato, capitano Nicola Chinaglia.
La formazione del Montello Futsal col numero 1 Matteo Fiorin, con il 2 Josef Rebroub, con il 7 Andrea Fornasier, con il 9 Rudy Basso, con il 10 Leandro Alfonso, con l'11 Cristian Bile Akakau, con il 14 Enrico Callegaro, con il 15 Edison Bectesi, con il 16 Davide Chiappin, con 17 Sandro Marzaro, col 18 Daniele Zoppas, con il 19 Francesco Coppe, mister il signor Loris Baldasso, capitano Francesco Coppe. Entriamo subito in cronaca diretta, secondo minuto di gioco, 0-0 qui alla Belbotè Arena tra Rovigo e Montello. La rimessa laterale per Rovigo, con l'azione, prima un tocco di suola, poi una conclusione del numero 14 Ezequiel Morello. Un pallone alzato alto, colpisce di testa Andrea Fornasier e mette in rimessa laterale a favore della formazione rodigina. Rovigo, Treviso in questa gara, poi un derby tutto vicentino tra il Baita Saviabona. Non è gol perché c'è stato il fischio arbitrale prima che il pallone che terminasse in rete per una palla uscita fuori. Manovra la sfera il Monte Futsal, il Montello, da non confondere col Monte Futsal, che ha giocato in precedenza nella categoria Under 17 e ha guadagnato la finalissima vincendo la sua partita ai tiri di rigore. Dopo 60 minuti entusiasmanti di gioco, Rovigo in avanti, ci prova il numero 7 Aymen Sherrud, para Daniele Zoppas, numero 18 della formazione del Montello. Avanza Callegaro, poi recupera palla Rovigo, serie di finte e controfinte di Fabio Di Mauro, poi pallone servito a sinistra per Sherrud, dall'altra parte per il 14 e Morello, ancora Sherrud, lungolinea a servire Di Mauro, pallone esce fuori, ancora una sfera per Rovigo in zona d'attacco sulla tre quarti offensiva, pallone che viene tentato di essere messo al centro area ma viene murato. C'è una punizione, è caduto a terra numero 10 di Rovigo Morello, calcio di punizione già battuto, 4 minuti e 36 secondi di gioco, risultato fermo sullo 0-0. Attacca convinto sulla sinistra il Montello, poi c'è una deviazione, l'attacco convinto è stato del capitano, numero 19 Francesco Coppe, con la deviazione in angolo. Battuto largo per Fornasier, la conclusione di Fornasier leggermente fuori misura. Manovra ora Rovigo nella propria metà campo, si scambiano il pallone da destra a sinistra prima di superare la metà campo stessa. Un pallone servito di tacco e poi ha la possibilità di portare in avanti Rovigo, aveva fatto tutto bene Morello, aveva servito di tacco il suo compagno di squadra sulla sinistra, vale a dire il numero 9 Di Mauro, pallone al centro, poi Morello ha colpito male la più facile delle occasioni sotto porta. 0-0 sempre il punteggio. Stavolta il pallone al centro è messo da Montello per l'intervento del portiere di Rovigo, vale a dire il numero 1 Mirko
Pasello. Rimessa di Zoppas per proprio capitano Coppe. Bile Akaku. 1 contro 1 di Coppe che non supera l'avversario, alla dà indietro sempre a Fornasier. Ancora Coppe che tenta di fuggire all'avversario, va alla conclusione, pronto sul primo palo Mirko Pasello. Dall'altra parte fronte Rovigo, la conclusione Murata, un'altra conclusione, ancora una volta Murata di schiena, doppio tiro verso la porta di Rovigo. Senza esito però la doppia soluzione offensiva di Rovigo. 0-0 sempre il punteggio. Sfugge via bene e mette al centro. È sfuggito via molto bene sulla fascia sinistra Fabio Di Mauro, ha messo al centro dove c'era Morello, ma anche in questa occasione, disturbato dall'avversario, non ha agganciato e non è riuscito a concludere. Una palombella pericolosa con una spizzicata di testa da parte di Montello. La conclusione finale è stata di Marzaro, che ha colpito di testa ma non ha sorpreso, anche perché ha messo alto Pasello, portiere di Rovigo. Conclusione Murata. Ancora Morello ha provato la conclusione da fuori area. Ora un pallone che entra in area, poi esce, la rimessa laterale di Rovigo. Battuta corta. Cerca di servire al centro, poi un'altra conclusione. Para in 2 tempi con bravura, a dire il vero, perché era un tiro ravvicinato. Daniele Zoppas. Prima ferma con le mani, poi il pallone gli finisce sul viso, poi lo controlla. Montello in avanti, conquistata palla con forza da Rovigo che si ripropone. Azione sulla sinistra, pallone messo al centro. In grande controtempo Zoppas riesce, la rivediamo, a agganciare il pallone che gli sfila dietro alla schiena. Un po' di fortuna in questo caso per Zoppas. Il pallone poteva prendere un'altra direzione e inviarsi verso la porta, invece gli è andato dietro alla schiena ed è uscito in corner. Calcio d'angolo Rovigo. Viene chiamato in causa il portiere di Rovigo, Pasello, rilancio lungo direttamente al suo collega di ruolo, l'avversario Zoppas. Dieci minuti di gara, 0-0 qui a Tombolo per la Final Four di Coppa Veneto di Serie D. Finale di stagione denso di appuntamento per le gare di Coppa, Supercoppa, finali dei campionati regionali Under 15, Under 17. Martedì c'è stato anche lo spareggio del campionato femminile a Villa Dose, proprio la casa della formazione di Rovigo, con la vittoria ai tempi supplementari del Grisignano. Ora un'altra conclusione di Mancino, tiro che prende una direzione un po' troppo stretta rispetto alla porta difesa da Zoppas ed esce sul fondo.
Vi invitiamo ad iscrivervi alla pagina YouTube Futsal Veneto TV. Basta mettere un click per iscrizione, naturalmente non costa nulla. Si potranno vedere tutte le partite archiviate del grande Futsal Veneto, ma anche le prossime, e in particolar modo per chi è appassionato di futsal giovanile, il torneo delle regioni che si svolgerà in Calabria sarà trasmesso da Futsal TV per alcune partite, mentre tutte le altre non coperte da Futsal TV le seguirà appunto Futsal Veneto TV. Intanto c'è il fallo, calcio di punizione. Futsal Veneto TV, tutte le partite della rappresentativa veneta, a partire dall'Under 15 all'Under 17, 19 e femminile. Saranno giornate, specialmente quelle della fase di qualificazione, con partite praticamente a tutte le ore, per divertirsi con questo torneo delle regioni, una splendida manifestazione vissuta lo scorso anno qui in Veneto, a Verona. Ma c'è intanto una punizione incredibile, e con una balistica veramente interessante. Il vantaggio del Montello Futsal, il gol di Montello Futsal, il gol di Enrico Callegaro, 1-0 Montello Futsal. Tredicesimo. Una punizione battuta magistralmente, forte ed arcuata, una sassata anche liftata, diciamo così, che ha trafitto la porta di Rovigo per l'1-0 del Montello. Montello che ora porta su palla al passo, servito sulla destra, poi un'altra conclusione del numero 10 Leandro Alfonso, alta. Conquistata palla a centrocampo dal numero 2 di Montello, Rebroub. Poi però Rovigo in qualche modo riesce a ripartire con la propria azione. Prova uno scambio il numero 10 Rodigino, ma non trova il compagno, trova invece un avversario. Una sorta di scambio alla cieca di Raffaele Garofalo, che ha messo il pallone alla propria destra, sinistra in questo caso perché era girato con le spalle alla porta, ma comunque non ha trovato il compagno. Contrasto vinto, e poi c'è una scivolata, un intervento in scivolata che mette in rimessa laterale sull'azione insistita di Andrea Fornasier. Ancora una rimessa laterale, anzi un calcio d'angolo per Montello, formazione in verde, pantaloncini neri, completo bianco per Rovigo. Prova ancora Montello sulla fascia sinistra, prova a mettere al centro, lo contrasta Rovigo, recupera la sfera comunque la formazione trevigiana, poi la perde, poi la riconquista, poi la arpiona ai piedi e preferisce mettere fuori per non correre altri rischi Josef Rebroub. Pallone fuori, quindi la nuova rimessa laterale.
sulla destra, si presenta in piena area e c'è il tocco vincente ancora di Montello in agguato sotto porta. Rivedremo fra poco l'azione. Il raddoppio di Montello, lo rivediamo, il pallone che vaga lungo la linea di porta, il raddoppio di Edison Bectesi, 2-0 Montello. Formazione trevigiana che vuole imprimere il proprio gioco, vuole imprimere una certa superiorità. Sappiamo come le formazioni di Serie D siano tutte agguerrite, non è mai finita finché non è finita. Campionato di Serie D che si è sviluppato con gare molto equilibrate, con il livello di gioco notevolmente alzatosi rispetto al passato. Va alla conclusione con un tiro che sfiora il palo. Morello. Rivediamo la conclusione di Morello. Probabilmente se avesse mirato proprio vicino al palo, ma dentro, sarebbe entrata, perché nulla poteva Zoppas su quel tiro angolato. Nulla avrebbe potuto, ma con i secoli ma non si va a segno. C'è invece una rimessa laterale per Montello. Contrasto a centrocampo. Poi un tiro viene fermato dal suo stesso compagno di squadra, un tiro di Morello fermato in piena area da Vertullo. Palombella, passaggio a Palombella, troppo lungo, troppo alto, irraggiungibile. Supera la metacampo Rovigo, in possesso della sfera e fa un po' di giochi con la suola, poi va alla conclusione il numero 8 Rodigino a botta sicura, un po' angolato, Mariotto, e intanto dall'altra parte c'è una situazione, vediamo il tiro di Mariotto, posizione angolata, ma si è opposto molto bene Zoppas che ha protetto il primo palo. Molto pubblico sugli spalti per questa sfida. Siamo pubblico molto tranquillo fino a questo momento. E la doppia conclusione di Morello che non ha esito positivo per la sua squadra. Di nuovo in avanti Montello, che forte del vantaggio del 2-0 ragiona nella manovra, poi accelera il numero 14, mette sull'angolo e colpisce il palo, la porta anche si sposta, ha messo un pallone sul palo praticamente il numero 9 di Montello, vale a dire Edison Bectesi, anzi no scusate, Rudy Basso, che ha colpito in pieno il palo, si è lamentato perché probabilmente un giocatore di Rovigo ha toccato la porta, ma nella dinamica dell'azione crediamo che comunque il pallone avrebbe colpito il palo in ogni caso. Esce la sfera dalla linea laterale, la linea nera che delimita il perimetro dello splendido impianto della Belbotè Arena di Tombolo, che
è praticamente diventata la casa del futsal veneto, con tantissime finali, finale di Coppa, di Serie C, di Serie C2 del femminile, le finali dei campionati giovanili, più questa Coppa Veneto di Serie D che si disputa ora perché c'è stato bisogno di fare prima le finali dei gironi della Coppa Veneto. 4 le qualificate a questa Final Four. Avanza il Montello sulla sinistra, la conclusione del capitano, bell'intervento plastico del portiere di Rovigo, Pasello, non ce la fa a tenerla in campo, Vertullo che bisticcia col pallone o con la linea laterale, il pallone esce fuori. Bella apertura sulla sinistra per la corrente numero 16 di Montello, Chiappin. Pallone deviato in angolo dal portiere. Pallone messo al centro, riparte Morello, dritto per dritto, chiuso da 2 avversari, prosegue l'azione Morello, cade a terra, placca il suo avversario, l'azione prosegue per il vantaggio, 3 contro 2, mette fuori Rovigo. Viene probabilmente una romanzina per il numero 14 di Rovigo, Ezechiel Morello, che aveva in precedenza subito sì una carica dal suo avversario ma giudicata regolare dagli arbitri, poi ha praticamente effettuato una sorta di placcaggio e è stato sanzionato ora con il fallo cumulativo al termine dell'azione del Montello, che aveva avuto il vantaggio su quell'azione fallosa. Ancora Montello in avanti, prova ad allungare, è già sopra 2-0 al 24esimo minuto. Naturalmente è un risultato che non può rassicurare la formazione trevigiana, ma che gli dà un bel vantaggio per il momento. Prova ad allungare proprio per dare un volto ben preciso a questa gara. Si destreggia in area tra 2-3 avversari, poi perde palla naturalmente, avendo una superiorità numerica a contendergli quel pallone. Poi subisce fallo ma prosegue l'azione, 2 contro 1, un passaggio un po' troppo all'indietro di Alfonso per il suo compagno di squadra sulla sinistra, e difficile aggancio e difficile anche poter poi caricare il tiro, tant'è che Rovigo ha la meglio, salvo poi Montello ripartire in questo momento. Lungolinea, bel lungolinea, altro lungolinea per il numero 10 che viene attaccato dal portiere. C'è un cartellino giallo per bla bla bla, probabilmente, non tanto per un fallo di gioco. Comunque è stato segnato anche un fallo cumulativo a situazione falli, Rovigo 3, Montello 1. 26esimo, 2-0 Montello.
passaggio in verticale, poi in diagonale, ancora una diagonale, ci mette il piede Zoppas ad anticipare l'incursione sul secondo palo di Guaraldo. Ancora Guaraldo, ora è Sherrod, cambia fronte di gioco, lungo linea, il tentativo di attacco di Rovigo è manovrato, molto manovrato. Sherrod, passaggio di Sherrod intercettato, sporcato, messo in rimessa laterale. Bella giocata del numero 7 Sherrod, che subisce fallo, calcio di punizione per Rovigo. Bella la giocata a liberarsi del proprio avversario di Sherrod, avversario che commette fallo, calcio di punizione. Time out chiamato da Rovigo, 27esimo, 2-0 Montello. Primo time out della gara, Final Four di Coppa Veneto di Serie D, qui alla Belbotè Arena. Ultimi spiccioli di gara nel primo tempo. La battuta del calcio di punizione è proprio la formazione rodigina con Sherrod che dà all'indietro per Guaraldo, ancora servito Sherrod che smista il pallone dall'altra parte, ora in profondità Garofalo. L'azione sempre manovrata di Rovigo, l'ultimo passaggio è fuori misura, consegna la palla agli avversari. Passaggio a Palombella, va agganciato bene, poi fa fatica a tenerla in campo, va alla conclusione in piena corsa e sbilanciato rispetto all'asse della porta. Bile a Cauco Cristian, il tiro esce fuori misura. Riparte Montello. Bello il passaggio sulla destra, brutto il controllo della sfera, l'azione svanisce. Pallone recuperato da Rovigo, poi recuperato da Montello che si ripropone in avanti, lungo la fascia. Il tentativo di dare il pallone al centro, termina sull'esterno della rete. Una triangolazione che non si chiude per Rovigo, rilancia Montello, il palombella del numero 10 trevigiano, vale a dire di Leandro Alfonso, esce un po' alta rispetto alla traversa. Anche questo passaggio è impreciso da parte di Rovigo. Ultimi secondi del primo tempo, errore di Zoppas perché per un attimo, ma si accorge subito di aver commesso un errore difensivo, recupera con uno scatto felino quel pallone che poteva costargli un gol beffa. Termina il primo tempo con Montello in vantaggio 2-0 con l'intervento di Zoppas
allo scadere risolutivo su un piccolo errore che aveva commesso, ma ha subito prontamente rimediato. A tra poco per il secondo tempo della prima semifinale di Final Four di Coppa Veneto di Serie D, sempre qui tra 10 minuti. Grazie a tutti intanto per l'ascolto, ci risentiamo tra poco.
Sta per avere inizio il secondo tempo di Rovigo Calcio 5 contro Montello Futsal. Parziale della prima frazione 2-0 per il Montello Futsal. Prima semifinale della Coppa Veneto di Serie D. Final Four. In precedenza si è disputata la Final Four Under 17. Domani le finali delle due categorie, Under 17 alle ore 17 e più tardi a seguire la finale di Coppa Veneto. Tra la vincente di questo confronto intanto c'è un'occasione per il Montello, un tentativo di scavetto che riesce a metà. Eseguito da Cristian Akaku Bile, che ha provato a sorprendere il portiere avversario per allungare il punteggio a favore della sua squadra. Ora è Rovigo che propone un'azione offensiva ma recupera la palla a Montello e c'è il calcio d'angolo per i trevigiani. Prova l'azione personale lungo la linea il numero 10 Rodigino Garofalo, viene anticipato prima con il corpo poi con il recupero palla da Callegaro e riparte quindi Montello. Un'azione cade un po' anche pesantemente a terra, ma l'intervento era sul pallone e poi Zoppas che interviene, Daniele Zoppas. Un'altra conclusione ancora fermata da Zoppas, non si sa bene come, si è trovato il pallone tra le gambe proprio all'ultimo secondo, prima che il pallone entrasse in rete è riuscito a fermarlo e quindi a salvare la sua porta, che fino a questo momento è inviolata. 2-0 Montello. Bella azione e poi la conclusione con il palo, la bellissima azione sulla sinistra che rivediamo del numero 19 Coppe, poi la conclusione sul palo pieno, la porta trema ancora di Callegaro e poi dall'altra parte Rovigo con un tiro che esce esterno. Terzo minuto della ripresa, sempre 2-0 per Montello Futsal su Rovigo Calcio a 5. Sfida di semifinale. Come già ricordato, ripetiamo che in caso di parità, anche se al momento non c'è la parità, si andrà direttamente per le semifinali ai tiri di rigore. Abbiamo visti anche in precedenza nella categoria Under 17, nella seconda semifinale, che ha visto prevalere Marca Futsal su Bissuola ai rigori. Le emozioni del futsal sono sempre presenti ad ogni manifestazione, quasi ad ogni partita. Raramente le partite sono scontate, ma ora c'è una conclusione con il bel intervento plastico, la conclusione del capitano Coppe, il bel intervento di Pasello. Prova ancora Rovigo, carica bene il tiro per l'azione, ma viene fermato all'ultimo. Guizzo verso il centro di Di Mauro,
che è andato alla conclusione. Si stringono le maglie della difesa trevigiana, giocatore a terra, non c'è fallo, si riprende dalle mani di Zoppas. Un dribbling pericoloso e poi c'è la conclusione. Ha soffiato il pallone da dietro, rivediamo. È riuscito a prendere questo pallone, ad arpionarlo, una conclusione che sfiora il palo. Il tiro di Raffaele Garofalo. Sulla destra, velocissimo, con pallone che attraversa tutto lo specchio. Aveva tentato l'angolino con il portiere già a terra, che gli era andato incontro, ma non l'ha trovato. L'azione del numero 10 di Montello, Leandro Alonso. Lo scambio di Rovigo. Serie di passaggi, poi l'ultimo è sbagliato. Riparte sulla destra e va ancora un tiro diagonale. Numero 7 di Montello, Andrea Fornasier, si oppone Pasello. Calcio d'angolo per Montello, la conclusione ancora di Montello che sta insistendo nelle sue azioni offensive, vuole cercare di mettere un sigillo importante a questa gara, magari di chiuderla anticipatamente, ma sappiamo benissimo come sia imprevedibile questo sport. Questa serie di azioni del Montello però fanno capire che la squadra trevigiana vuole chiuderla. Intervento difensivo di Fornasier, mette in rimessa laterale. Già battuta, corta, poi pallone al centro, una conclusione di mancino del numero 9 Rodigino, Fabio Di Mauro, in classe 2002. Il pallone lungo, arpionato con come un ariete dal difendente di Montello, poi l'azione si conclude al limite dell'area, Rodigina che si ripropone in avanti. Ancora un intervento difensivo e pallone messo fuori. Ricordiamo gli arbitri dell'incontro che sono il signor Davide. Intanto c'è un'altra azione di Montello con un rimpallo dopo il tentativo di pallonetto fermato dal portiere avversario, con un rimpallo sfavorevole in questo caso per il numero 10 trevigiano. Ricordiamo gli arbitri dell'incontro che sono il signor Davide Trevellin e Almedin Rizvanowski, entrambi della sezione di Castelfranco Veneto. C'è un fallo commesso la discussione, il braccio dell'arbitro è inequivocabile. Il calcio di punizione è per la squadra rodigina. Fallo dunque del Montello. Si prepara la barriera, la formazione trevigiana a 3 centimetri dal pallone. Sicuramente ora i due arbitri faranno indietreggiare questa barriera, anche se in realtà poi viene fatto indietreggiare il punto di battuta di questo calcio di punizione.
si va proprio al limite dell'area per questa barriera. Zoppas che dà a disposizione ai propri compagni su come difendere questa punizione che potrebbe riaprire la gara. Alla fine manca l'aggancio sotto porta, il numero 10 Rodigino. Garofalo, e quindi però c'è una deviazione e il calcio d'angolo per Rovigo che la mette al centro, pallone sotto porta, arriva come un falco Zoppas che riesce a impedire all'avversario di dare un tocco decisivo, magari di petto, perché quel pallone si era alzato in modo anche un po' beffardo per lui, ma Zoppas con uno scatto felino ha sistemato la questione. Ora però ancora Rovigo in avanti, un tiro fuori, predica karma, portiere di Montello Futsal, Daniele Zoppas. La partita si sta accendendo, Rovigo proteso alla ricerca prima di naturalmente accorciare il risultato e poi eventualmente di pareggiare. Montello invece che prova, come in questa situazione, ad allungare lo score. Si oppone il portiere di Rovigo, Pasello, Mirko Pasello. Dodicesimo minuto del secondo tempo, 2-0 Montello, semifinale della Final Four di Coppa Veneto di Serie D. Finalissima che si disputerà domani, prima la finale Under 17 alle 17 e a seguire quella della Coppa Veneto di Serie D. Sempre qui in diretta su Futsal Veneto TV. Riparte 2 contro 1 per Montello, il pallone viene deviato in scivolata. Bel intervento difensivo in questo caso di Morello, che in scivolata ha impedito all'avversario di caricare il tiro. Lo carica invece molto bene Fornasier, ma altrettanto bravo Pasello a distendersi con i pugni e a mettere in angolo. Abbiamo rivisto questa bella parata plastica di Pasello, numero 1 Rodigino, vestito di rosso, e ora un palo colpito da 2 centimetri. Azione ghiottissima per Montello, che con il numero 9 Rudy Basso, che si è trovato il pallone fra i piedi, lo rivediamo, e ha forse mancato la più facile delle occasioni. La partita rimane viva, accesissima, si è aperta molto nel secondo tempo con azioni susseguenti da una parte e dall'altra del campo. Ne guadagna sicuramente lo spettacolo di questa Serie D, che negli ultimi anni ha visto ridurre il numero di squadre, ma sicuramente aumentare la qualità del gioco. C'è una punizione a favore di Rovigo. Siamo in posizione defilata all'altezza degli 8 metri. Difficile pensare a una conclusione diretta a rete. Vediamo cosa farà Rovigo in questa palla inattiva. Questo calcio di punizione al 14° minuto, mette fuori, poi prova la puntata a Morello. Prima controlla il pallone, poi prova la puntata, subito murata
ancora Morello, dall'altra parte per Sherrod, che riconquista un pallone dopo averlo per un attimo perso, e poi la conclusione di, sembra del numero 4 Loato, fermata. Riparte Rovigo sempre con Morello, ancora Morello, la finta con le gambe di Morello, la conclusione di Morello, il gol di Rovigo, la palla che si infila sul secondo palo. Rivediamo questa bellissima giocata di Rovigo, il 2-1, il gol 1 di Rovigo, il gol di Ezequiel Morello. Partita completamente riaperta anche dal punto di vista psicologico. Morello che dopo questa prodezza lotta su un pallone in difesa. Sedicesimo, manca tantissimo, gara incerta. Ancora una conclusione, questa volta di Montello, centrale. Conclusione eseguita da Enrico Callegaro e ben parata da Mirko Pasello, anche se in questo caso era un tiro centrale. Pallonetto, la palla ripresa da Zoppas, riparte il Montello, preferisce poi però scegliere l'azione da dietro. In possesso sfera il capitano trevigiano. Il rilancio di Morello nella terra dove non c'è nessuno dei suoi compagni di squadra. Il pallone termina sul fondo. Per la rimessa in gioco con le mani di Daniele Zoppas. Si ripartirà al 18° minuto, mentre si lega la scarpa Bectesi. Si ribatterà con un calcio d'angolo. Bectesi nel frattempo si è portato a centro area, viene battuto il calcio d'angolo del suo compagno che la dà fuori. Ora in possesso della sfera il capitano Francesco Coppe e l'intervento. Ancora calcio d'angolo, rivediamo l'intervento del portiere Rodigino su questa bella conclusione di Coppe velenosa con il bel intervento di Pasello. Poi il pallone messo sul secondo palo, ma viene anticipato. Si salva Rovigo da questa imbucata, anticipando il passaggio prima che termini sull'uomo appostato sul secondo palo. Ancora Montello al limite dell'area, ancora una conclusione di Coppe, ancora una parata di Pasello. In possesso della sfera ora è Zoppas, la rilancia corta per il suo compagno di squadra che cade a terra ma commette fallo, calcio di punizione per Rovigo. Situazioni di falli, Rovigo con 2 falli, Montello con 3. Attenzione, potrebbe essere una soluzione quella anche di andare al tiro franco. Cade a terra, si fa male, il numero 15 batte i pugni sul parquet del Belbotè Arena, Gianluca Vertullo.
Si rialza però ben presto, si rialza ben presto sulle proprie gambe, battendo il piede a terra. Tutto a posto, si riprende, ancora Rovigo in avanti, il tiro deviato, poi il pallone che danza per qualche istante in area di rigore trevigiana, poi un passaggio sbagliato, l'azione sfuma da parte di Rovigo. S'arrabbia Morello, posizione di centrale difensivo. Ancora un passaggio sbagliato, un po' di stanchezza tra le due squadre che in questi giorni hanno terminato i loro campionati, probabilmente chiamati a un doppio turno di partite nella stessa settimana. Un po' di stanchezza affiora dopo 50 minuti di gara. Bell'intervento a soffiare palla e poi ancora Morello che chiede lo scambio, pallone al centro, cade a terra Morello, c'è il tempo per soccorrerlo. Caduto a terra Morello in questa azione in piena area, si è intruffolato in piena area Morello e poi è caduto a terra rovinosamente. Si discute in tribuna se fosse rigore o meno, noi non ci pronunciamo, ci fidiamo naturalmente sempre degli arbitri che sono lì con le competenze necessarie per poter giudicare e soprattutto molto più vicini di noi all'azione. Il rilancio di Zoppas, si scalda il pubblico. Attimi decisivi della gara. Per un attimo aveva provato a entrare in area il giocatore di Rovigo, però si è visto soffiare il pallone proprio per un pochissimo. Ancora Rovigo che ha il possesso della sfera, manovra al limite dell'area, ci prova con cade a terra ma ancora tutto regolare. Ora però c'è il fallo e la conseguente ammonizione. La partita si sta scaldando, siamo entro i binari della correttezza, però c'è un po' di agonismo. Viene ammonito intanto l'allenatore di Rovigo. Due interventi in area di rigore con conseguenti cadute degli atleti rodigini hanno infiammato le discussioni. Ma tant'è, si riprende con un calcio di punizione a favore di Montello per il fallo commesso vicino alla linea laterale da Rovigo. Alla battuta il capitano Francesco Coppe, corto per Leandro Alfonso, ancora Coppe che smista il pallone sulla destra, riesce a mantenere il pallone Bile, mette al centro. Un'altra conclusione sempre murata da Rovigo. Le squadre sono molto attive, naturalmente vogliono entrambi la finale. Intanto c'è un passaggio sbagliato e pallone regalato. Rivediamo l'azione precedente con la conclusione del numero 11 del Montello e numero 11 Bile Akaku
e la parata di Pasello. Operazione di Montello, aggancia Akaku, Bile Akaku mette a lato, c'è time out chiamato da Rovigo, 25 minuti di gioco nel corso della ripresa, 1-2 a favore del Montello, 2-1 a favore del Montello, vantaggio acquisito più che altro nel primo tempo con le 2 reti e poi con Morello che ha pareggiato e che ha accorciato le distanze. Rovigo ora che cerca assolutamente il pareggio per andare perlomeno ai tiri di rigore. Montello poi all'inizio della ripresa ha avuto la possibilità con alcune azioni di allungare lo score sul 3, ma non c'è riuscito. Ed ora questi ultimi 5 minuti sono da vivere in maniera palpitante con il risultato assolutamente in bilico. Vi ricordo poi alle 21:30 la seconda semifinale di questa Final Four di Coppa Veneto di Serie D, derby vicentino tra Baita, Saviabona e Arzignano. Quindi una squadra della provincia di Vicenza per forza di cose andrà in finale, mentre qui la situazione è ancora incerta, a 4 minuti e 3 minuti più recupero dal termine, con Montello che prova a gestire anche il pallone, è in avanzamento. Poi sono tanti i passaggi sbagliati in questa gara e intanto Rovigo ci prova col portiere di movimento, incaricato di questo ruolo di power play è Aymen Sherrud, che ora manovra la sfera dando indietro per Morello, poi ancora servito Sherrud, Morello, pallone in profondità, non troppo in profondità, preferisce ripartire da dietro Rovigo, Sherrud, Morello, servito il numero 8 Mariotto, poi il tentativo di passaggio per il portiere di movimento, azione sotto porta, 3 giocatori di Rovigo, si salva Montello con un intervento in scivolata in piena area di rigore. Vediamo se abbiamo nella concitazione dell'azione la possibilità di vedere questa azione. Ancora un pallone messo al centro, questa volta Zoppas riesce ad agguantarlo e prova la conclusione a rete, decisamente sbilenco il suo tiro che termina addirittura rimessa laterale. Rivediamo l'azione precedente con questa azione convulsa, perturbata in area, l'intervento risolutivo difensivo del numero 10 del Montello, Leandro Alfonso. Ancora Rovigo in avanti col portiere di movimento, con Morello che smista il pallone, poi il pallone dato in profondità sul secondo palo per questa azione caparbia di Rovigo, per il pareggio di Rovigo. 2-2 a 2 minuti dal termine ha segnato il giocatore numero 10 di Rovigo, Raffaele Garofalo, il gol di Raffaele Garofalo per il pareggio. Tutto da rifare per il Montello, ma manca pochissimo. Rovigo che quindi con il portiere di movimento è riuscito a riacciuffare il pareggio, ma si ripropone Montello con la doppia conclusione. C'è un fallo di mano in area, vediamo cosa decidono gli arbitri. Sarà calcio di rigore per Montello.
Vediamo se poi la regia ci farà rivedere questa azione, ma prima eccola qua l'azione con sulla destra pallone messo al centro, non lo so. Calcio di rigore, si occupa della battuta Leandro Alfonso dunque contro Pasello a tempo ormai quasi scaduto. Calcio di rigore Montello, importantissimo. Attimi di suspense. Alla battuta ricordiamo Alfonso Leandro. Il gol di Alfonso Leandro, nuovo vantaggio di Montello, che era stato in vantaggio tutto il primo tempo 2-0, poi si è visto riacciuffare da Rovigo e ora Leandro Alfonso su calcio di rigore riporta in vantaggio a pochissimo dalla conclusione la sua squadra. Rovigo che ci riprova naturalmente sempre con il power play, sempre manovrando prima nella tre quarti la sfera per poi affondare con la conclusione e l'intervento in area per una nuova azione di Rovigo, visto che il pallone è uscito in rimessa laterale. Sfera che viene riconquistata da Montello, che va alla conclusione dalla distanza. Si chiude qui l'incontro, triplice fischio, passa il turno Montello che vola in finale domani sempre qui alla Belbotè Arena contro la vincente delle gare prevista alle 21:30 tra la formazione del Baita Savabona e l'Arzignano, quindi una risentirci alle 21:30 per questa sfida che vale la finalissima di domani contro il Montello qualificato in questo istante. A tra poco.